Riguardo, penso a me un po' di anni fa, perché anche io andavo agli ospedalieri e quindi mi rivedo moltissimo in voi. Oggi è stato realizzato al Liceo Ospedalieri di Catania un interessante convegno dal titolo La tratta degli esseri umani, organizzato dall'Associazione Nazionale Alfredo Agosta e a cui hanno partecipato come relatori il sostituto procuratore dottoressa Trovato e il vicequestore dottoressa Fatuzzo. I relatori hanno trattato in maniera molto dettagliata e interessante, in base alla loro pluriennale esperienza in questa materia, appunto la tematica della tratta degli esseri umani, che come loro stessi hanno evidenziato è un problema di cui si parla poco e che viene poco approfondito. Devo dire che i ragazzi, gli studenti hanno ascoltato con molta attenzione diciamo, quello che è stato loro raccontato e spiegato dai relatori e hanno fatto anche delle interessanti domande su quella che era la loro esperienza. E quindi sono stati, insomma, mi fa piacere evidenziare sia l'attenzione da parte degli studenti e sia il fatto che per la prima volta è stato trattato al liceo ospedalieri questo tema appunto della tratta degli esseri umani, che è un tema molto attuale che ci tocca da vicino.